Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come ben sapete la pandemia che ha colpito questo 2020 ha impedito purtroppo lo svolgersi di alcuni eventi sportivi. Proprio qualche giorno fa infatti telefonai direttamente al Vicenza Kart Indoor dove mi hanno confermato ciò che pensavo, ovvero l'evento sportivo Take Your Time 2020 purtroppo non si terrà. Ma mi hanno dato una buona notizia, molto carica per due motivi. Il primo, che l'anno prossimo il Take Your Time, se tutto andrà bene, speriamo, incrociamo le dita, si terrà e sarà molto carico perché avrà tutta la carica dell'evento del 2020 non svolto. E secondo motivo, perché il 2021 sarà il 20° compleanno del Kartodromo Vicentino, quindi sarà un evento scoppiettante. Intanto, per mantenere vivo questo evento, andiamo a rivedere le immagini, a sentire l'adrenalina e farci due risate su ciò che è stato del Take Your Time 2019. Buona visione! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Calda giornata di agosto. Noi stiamo andando a Vicenza, al VKI, siamo in compagnia di Rudy Taps, ritornato dalle ferie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Rudy. Siamo in compagnia anche del solito Riccardo Agostini che ci ha accompagnato nel viaggio a Mugello, anche a Firenze. Come si fa ad entrarci e come si fa ad uscire? Semplici modi per entrarci. Allora, o prima con la ruota davanti e dopo con la ruota dietro, o prima con la ruota dietro e dopo con la ruota davanti. Qui inquadriamo la ruota davanti. Questa qui è la ruota davanti. E stiamo andando a Montecchio Maggiore con Luca Ghiotto, Formula 2, Sir Davide Valsecchi, mai preferito di Manuel, la preferita di Manuel, solo per lui, e la preferita di Manuel soprattutto. E dopo Federica Masolin, giusto? Porca miseria. È la preferita di Manuel, diciamo. No, io More. Male l'abbonamento di Sky. Io More, io più Monica Bertini, più la collega. Adesso vedremo quando sarà davanti. Allora c'è il Ferrari Club anche di Vicenza che ci permetterà anche di fare un pit stop, una simulazione di pit stop. C'è l'opportunità anche, grazie ai gestori di Vicenza Kart Indoor, di girare gratuitamente nel circuito. Se mi fanno passare anche arriveremo, perché siamo a una velocità di crociera di una graziella, ok? Si può superare Senza la ruota davanti. Quindi alla Valentino Rossi style. Inquadriamo anche un po' Agostini che questa volta non è in after. Sun is shining e al Mugello non si dorme. Yeah. Vi ricordate, erano le 3:12 in quel di Conselve, che Agostini era già con gli occhiali da sole, io ero copilota e condividevo tutto. Bembe, che poi ci raggiungerà anche Bembe, sarà anche lui il nostro buon Bembe, come Fabio Il nostro orsacchiotto. e il nostro teddy bear. Per tra pochi minuti Bembe vedrà il suo sogno atterrare all'autostradale, e ovviamente con il carico dell'autostradale la coda. Poi finalmente si corre! Una grinta incredibile! Quindi ovviamente ci raggiungerà anche lì e c'è l'opportunità di girare gratis. Hanno resinato la pista, Veneto imbruttito, ci sarà Andreas Ronco da fare qualche domanda insieme, ci sarà anche lì pista resinata, la prima pista in Italia con la sopraelevata, ci sarà di tutto, un video assolutamente da vedere. Ho già messo le 4 frecce, quindi non preoccuparti. Speriamo di arrivare perché c'è già coda. Ancora prima di Quindi la nostra idea, Ago, è tagliare per Firenze per andare a Vicenza. Esatto, come l'ultima volta. Ricordiamo il canale YouTube di Manuel Cosimo Muglia, seguitemi, lasciate un like, ovviamente commentate. E Agostini si è pigliata a GoPro, anche a Massa perché sono telecameraman, e anche Alonso. Ecco, siamo arrivati al Kartodromo. Quindi oggi sentirete una doppia voce. Oggi Commento tecnico e cronista. Federica Masolin. Federico, ecco, sapete la puntata dei Simpson quando c'è Bart che dice a Homer: papà siamo arrivati? No. Papà siamo arrivati? No. Papà Ci partiamo no. Anche da Springfield devono andare a New York, ecco. Tutto il viaggio così, no? Lui, ma Federica Masolin dov'è? Federica Masolin dov'è? Comunque, guardate, è un kartodromo bellissimo, hanno resinato la pista, guardi, io non vedo neanche le tracce delle pieghe.
Quindi ci sarà da divertirci, da ridere, da scherzare. Ho lasciato il... Ma io non lo mando. Vediamo subito una bellissima Lambo qua perché ho lasciato il portafoglio in macchina. speciale. Abbiamo veramente qualcosa di particolare, una rarità che non capita tutti i giorni di vedere dal vivo. Ehi là, arriva finalmente, che ti sente? Com'è? Più attesa qua che per non far perdersi Kingston. Ragazzi, sapete chi è questo? Ma sapete chi è questo qua? Questo qua è il signor Vado al Max. alias Massimiliano Mecchiotti. Seguitelo, lasciategli un bel like. Veramente. Guardate che accessorino ha preso. Diciamo, è ora di cominciare a fare sul serio decisamente. Passo in avanti, come si suol dire il passo in avanti. Oh Max, ti voglio in pista dopo? Sì, beh, adesso faccio un pochino di riprese. Max, a dopo. Il pit Ciao. stop. Ciao, ci becchiamo dopo. Quindi se voi passate dalla segreteria ed effettuate la registrazione. Allora, ricordiamo che oggi siamo a Vicenza Kart Indoor a Belluno. Il 25 agosto vi aspetto al Vicenza Kart Indoor di Vicenza. Non è di Vicenza, vero? Sì, di Vicenza. La Padova. La Padova è bellissima. È l'unica pista sopraelevata in Italia, anche interno sia esterno. Si chiama Vicenza Kart Indoor. Io proporrei una modifica, Vicenza Kart Inside. Inside e insaita vuol dire, no? Sappiamo che qui hanno rifatto la pista, resina nuova, quindi faremo in modo che gli altri andranno a portare un po' di gomma in pista, noi ci gireremo sopra e tac, record assicurato. Record assicurato. Ci vediamo. Siamo dentro al Vicenza Kart Indoor di Vicenza, Rudy si è registrato, Ago si è registrato, io mi sono registrato, c'è il simulatore là di guida, una frase di Ayrton Senna che per i neofiti o chi non è appassionato al motorsport può essere di spunto. Abbiamo molto da imparare, adesso montiamo la GoPro e sul casco e poi registreremo tutto. Ago è carico, eccolo qua, Ago con la pettorina, il casco. Ago, cosa dici della pista? Indoor è Come folgore dal cielo come nemo di tempesta. Attenzione, saremo velocissimi. folgore. Rudy rosso e nero, proveremo a girare intorno ai 2 minuti e 3, 2 minuti e 2, un quarto d'ora forse. Quarto d'ora? Ecco, facciamo un giro e dopo si fermano. Attenzione, ce l'hai il posto? C'è questo. Che bello, tutto nero qua. Per fare un pilota bello, guarda. Agostini.
tempo di prendere confidenza col kart, però dai, ci sta. Adesso vedremo i tempi, bellissimo, bella pista per la prima volta completa e ci divertiremo, fantastico. Vedremo i tempi un attimo e capiremo poi. Bene, questa era la prima parte del Take Your Time 2019, ma se metti un bel mi piace e facciamo aumentare il numero degli iscritti al mio canale, vi prometto che nei prossimi giorni vi porto la seconda parte del Take Your Time 2019, dove vedrete due cose. La prima, come usare i propri talenti. E la seconda, forse la più divertente e ignorante, la mia intervista con Andreas Ronco de Il Veneto Imbruttito, quindi ci sarà tanta carne al fuoco. Intanto, dai che andiamo, un saluto da Manuel Cosimo Muia, Johnny 3 e ci vediamo al prossimo video, ciao!